Numero 83, sono 52 le atlete al via, effettivamente, 52 hanno risposto alla spunta, altre atlete Gaia Colli della Polisportiva Caprioli, per Podistico Valchiavenna Eleonora Fascendini, la Maioli con il 271, la Fascendini con il 293, poi partita la gara dunque che assegnerà il titolo italiano allieve. Subito la Gabrielli che va a prendere la testa della corsa. Bianchi, Atletica Casazza, poi la 457 e la Sky dell'Atletica Savoia. Vai Silvia, vai! Va bene, brava Silvia! Vai Da destra Gabrielli, Brava, dai Lisa, dai Sara, brave! tre lì davanti sullo stesso piano, le cose cambieranno sicuramente alcuni. La salita possibile, le sue caratteristiche, diciamo, sempre magari un po' di più rispetto ad altre entrate in salita, quindi cerca di mettere vantaggio di questo mentre in terza posizione è transitata ora le migliori hanno iniziato l'ultima salita di giornata. Sono ancora prova di qualificativa per la squadra azzurra che intanto giocherà alla Romania International Cup della prossima 26 giugno in Bulgaria, con le importanti indicazioni che il responsabile del tecnico venga a menzionare, come ha detto queste gare, queste prove degli allievi, che destineranno la maglia per il prossimo appuntamento internazionale. Però secondo me Questa è l'ultima gara con la mattinata per quanto riguarda il settore femminile, poi toccherà agli allievi, iscritti questa gara sono 7, una di più importante, ma in pari a quelle cadette che sono partecipata, dove più finali, eccola qua, alla conquista di questo titolo italiano, il corso in montagna 2015, vince una delle favorite, conclude in 16 minuti e 14 secondi, un vantaggio davvero che è cresciuto in questo secondo giro, lui utilizzato dopo un primo giro, così un po' di controllo, in questo secondo siamo qui sul rettilineo finale, ecco qui l'atleta della Società Atletica Brescia 1950, va a cogliere un prestigioso risultato anche in chiave di una possibile selezione. Qui un ottimo terzo posto anche per Eleonora Fascendini del gruppo podistico Valchiavenna, evidentemente al suo agio su questo percorso misto. Poi va a concludere in quarta posizione la campionessa italiana uscente Michela Gabrielli, Atletica Liga di Sole, ricevuta proprio all'ultimo dall'atleta della Bormiese, proprio allo sprint. La Peretti nei confronti della Gabrielli, poi conclude un atleta della Caprioli San Vito, anche con il numero 181 Francesca Colombo dell'Atletica Lecco, e va a concludere anche tra le atlete di casa
con il numero 271 Francesca Maiori, atletica Alta Valtellina. Altre atlete, arriva molto provata la Scaini dell'atletica Savoia, che era transitata bene nel corso del primo giro, il secondo davvero di molta fatica. Dietro a lei Paola Barano della 10 secondi ufficioso. In seconda posizione Chiara Gazzoli dell'atletica Brescia 1950 del gruppo podistico Valchiavenna. Questo è il podio della quarta, proprio passata allo sprint. Abbiamo sotto degli occhi ancora la Gabrielli, preceduta proprio dalla Beatrice Bianchi. Viene qui Beatrice, allora insomma non hai deluso le attese. Allora, com'è andata questa gara? Una parte iniziale di studio, poi avevo molto gli indugi, in discesa oggi sei andata grandissima. Sì, ho lavorato un po' già sulla prima discesa e poi trovandomi davanti sono riuscita a mantenere la posizione. Quando hai capito che insomma la giornata era di quelle buone? Finita la prima discesa, ho capito che Hai controllato e visto che dietro erano già lontane? sì, non sentivo nessuno dietro, allora ho sentito. Questo è, non so, io non ho tenuto il conto dei tuoi titoli, ma della tua già pur giovane carriera, questo come si colloca? Quanti titoli italiani hai? Sempre in montagna, ma poi non hai qualcosa anche a livello cross? Cross non sono stata No, soprattutto i titoli del parco. Beatrice, fai solo corse in montagna, anche il cross e poi la pista è quella. Quest'anno sono 1500, l'italiano vorrei fare 3000, ma devo ancora provare. 5 per aver già fatto? 4 e 53. Si può fare di meglio. Sì, spero di sì. Va bene, bocca al lupo ovviamente Beatrice Bianchi, vincitrice della gara di oggi.